Lucio De Bortoli perde bene perché sono gli ultimi dati che ho visto 2 punti percentuali di differenza, quindi pochi voti in realtà su una città come Montebelluna. Certo dispiace perché il buon lavoro fatto dall'amministrazione precedente non ha ritrovato la continuità nella candidatura di Lucio De Bortoli, però insomma, io credo che ci siano i presupposti per fare bene anche a Montebelluna. La forza della Lega è comunque molto elevata, ma nonostante ciò comincia a manifestare dei problemi. Il risultato di Oderzo lo dimostra in modo chiaro. Mi dispiace per Montebelluna perché era un voto importante in segno di riconferma di quello che era stato 8 anni di ottima amministrazione, ma sapevamo che sarebbe stata una partita estremamente difficile. Comunque il vento nazionale, quello che sta accadendo a Napoli, quello che sta accadendo soprattutto a Milano o a Trieste, ci dimostra che il centro-sinistra è in campo e può diventare vincente. Nel nord-est spira molto più blando il vento che ha soffiato invece in altre parti d'Italia a favore del centro-sinistra. Qui la compagine del centro-destra, la storica alleanza tra Lega e PDL tiene molto meglio. Io sottolineo il dato di Montebelluna, che è un dato assolutamente importante perché riporta al centrodestra un comune in un'area tradizionalmente di centrodestra e che era in qualche modo disassata rispetto alla scelta politica tradizionale del suo elettorato.